Viaggiatori, buongiorno! Ciao viaggiatori! Dopo 2 mesi, finalmente, Ma dopo dai, essere tornati dalle ferie, non si rifà mai più una tanto cosa così. impossibile. Vedete il van parcheggiato dietro di noi, dietro là il lago di Santa Croce, siamo a Farra del Pago, provincia di Belluno. Il meteo non dava buoni segnali No. da tutta la settimana, ma Noi abbiamo alla detto fine ciao lo stesso abbiamo detto andiamo. e un po' di sole. Timido sole c'è stamattina. Siamo fermati a dormire qui in questo parcheggio che dal 1° ottobre è gratuito, mentre in stagione costa ben 18 euro al giorno. Parcheggio solo è. nel Solo senso. il parcheggio, non ci sono servizi, a parte qui che c'è la raccolta differenziata. Da qui partono parecchi sentieri, quindi stamattina faremo un bel giretto a piedi, facciamo vedere un po' la zona e oggi pomeriggio invece ci spostiamo su un'area sosta camper gratuita qui vicina, dove c'è Una cosa qualcosa bellissima, interessante che secondo me. probabilmente avete già visto in copertina, quindi partiamo a camminare e vi facciamo vedere qua intorno cosa c'è. Comunque non so se siamo noi che abbiamo dei problemi, però il fatto di tornare a dormire in van, di tornare a viaggiare in van, eravamo Ieri agitati perfino ieri, eravamo non so. agitata come fosse la prima volta, Sì. anche dopo 2 mesi, cioè come fosse la prima volta. Infatti stanotte dormire qua, abbiamo dormito da soli, non c'è stato nessuno praticamente, ho dormito divinamente e la gioia. Sì. Comunque fuori dal Voi parcheggio. potete capire, secondo me, che ci guardate. Secondo me sì. Fuori dal parcheggio comunque parte questo piccolo sentierino, c'è questo ponte e porta a un'oasi naturalistica, si attraversa praticamente il letto del fiume che poi alimenterà il lago e qui parte un dedalo di pedonali che fa il giro del lago, che va fin su quella montagnola lì, veramente un posto carinissimo. Questo è il parcheggio, tranquillissimo, lì dietro ci sono gli impianti sportivi, ma non hanno assolutamente dato fastidio, pieno di pedoni, ciclisti, e stamattina risveglio col lago dietro, quindi tanta roba, veramente bello. Alla fine stamattina, visto che ce la siamo presa molto con comodo, infatti Sì. sono già le 10, ci eravamo messi Alle 7 siamo pronti. alle 7 siamo in piedi, facciamo i giri di qua, i giri di là, alla fine no, si vede che avevamo bisogno così. Che non è Quindi- da noi comunque partire tardi No, così. assolutamente, però vabbè, ci siamo rilassati. Stamattina giretto lungo lago e un po' di risveglio muscolare, no? Sì, andiamo Luke. Andiamo. Ci vediamo al lago dall'oasi naturalistica dove eravamo prima fino a Poiatte, che teoricamente raggiungeremo stamattina. Ci sono in esposizione circa 25 foto, penso tratte da... ok, Sono una più bella dell'altra. sono una più bella dell'altra, ci sono i nomi di chi ha fotografato, e sono tutte foto qui della zona, stupende, sono 25 e vi accompagneranno in tutto questo percorso. Veramente bello.
Ragazzi, comunque il lago di Santa Croce, tanta roba, ci siamo fermati sopra lì a bere un caffè con questa vista ed è veramente veramente bello. È un lago naturale, oltretutto adesso è bassa stagione, quindi non c'è tanta gente, che comunque ce n'è. Ce n'è, sì, in estate penso che sia bello. In estate bello dicono pieno. sia bello, pullula di gente, insomma. Qui si Perché può fanno molte fare, attività, esatto, fanno vela, si fa windsurf, si fa kitesurf. Si fa sup yoga, non so, sup o sub? Ignoranza mia, però so cos'è e deve essere molto bello. Se A qualcuno vedere interessa- da come sono gestiti gli stabilimenti, da come è attrezzato tutto il lungolago, penso proprio che ci sia un bel po' di gente. Non ci sono aree sosta camper, ma di fianco dove abbiamo parcheggiato noi c'è un campeggio che adesso presumibilmente penso sia chiuso a Sembrava vedere. chiuso, sì. E sembra anche bello grande e dà direttamente sulla costa nord, diciamo, del lago, Sì. vicino a dove abbiamo parcheggiato. C'è uno spazio molto ampio riservato ai cani, spiaggia Sì, cani. c'è una spiaggia per i cani. Noi sapete che quando troviamo Sì, noi condividiamo perché Sì. siccome non è così scontato trovare dove puoi portare esatto, pazzoide. e vabbè, se qualcuno di voi viaggia col cane, comunque sia, qui c'è la possibilità. Adesso il caffettino l'abbiamo fatto, torniamo indietro, ci vorrà tipo un'altra oretta scarsa, pappe, e poi ci spostiamo e andiamo a vedere questo punto di interesse che non vediamo l'ora di scoprire. Quindi ci vediamo dopo. Ciao! Ragazzi, pronti in spostamento, ci dirigiamo in località Tambre, quindi lasciamo il lago di Santa Croce. Abbiamo deciso di mangiare direttamente su là, c'è un'area sosta camper gratuita, speriamo ci sia a posto perché comunque è piccolina, Sì, se no vediamo. in qualche, Se no, piano B. in qualche parcheggio ci appoggeremo. E lì, dopo mangiato, dopo l'abbiocco, non lo so, Chissà se arriverà. vi portiamo a vedere una casa davvero particolare. Ci vediamo Deve su là. essere interessantissimo. Arrivati a Tambre, ragazzi, l'area comunale gratuita è questa qui, è piccolina, 1, 2, 3, una decina di stalli più o meno. Là c'è il carico e scarico, vabbè, tutto quello che serve c'è, quindi gratuito è gratuito, Quindi top. niente di male. Pranzetto e ci vediamo dopo per Peccato per le un'altra nuvole, camminata. perché qua ci sarebbe un foliage da paura. Sì, infatti per strada ne abbiamo visti parecchi è di bellissimo. alberi colorati, veramente carino. Siamo un po' in altitudine, speriamo che faccia un po' più freddo stanotte. Vabbè, intanto pappe, ci vediamo dopo. Ciao. Ragazzi, pappa fatta, tempo in peggioramento. Infatti sta cominciando a sgocciare, ma siamo andati da Decathlon, ci siamo presi 2 ponci professionali. Che ora metteremo Avevamo voglia di subito. camminare, quindi abbiamo detto va bene, facciamo sto acquisto in modo da poter camminare anche se piove un po', poi ovviamente se comincerà a diluviare. Quel che sarà, sarà. Andremo oggi pomeriggio a visitare la Casa del Libro, che è a Sant'Anna, in frazione di Tambre. Sono 40 minuti a piedi, circa 2,5 km da dove abbiamo lasciato il van. Potete andare a piedi come facciamo noi, se avete voglia di camminare, o se no, vabbè, ci sono dei parcheggi lì vicino e potete raggiungerla tranquillamente anche in camper, in auto, in bici, come volete voi. Noi ci stiamo incamminando, è un edificio in legno, diciamo unico nel suo Sì. genere. Non vedo l'ora di vederlo, poi E da amante della lettura, dei libri, deve essere affascinante. non è un punto di interesse nel senso visitabile, perché comunque è una casa privata, è un'abitazione a tutti gli effetti, e a meno che non sia a casa del proprietario che magari ci offre un caffè, ma non Dubito. credo.
è visitabile dall'esterno, quindi va bene, però ci tenevamo a vederla perché deve essere molto particolare. Quindi facciamoci sti 40 minuti di camminata, mettiamo il poncio Sosta poncio. e ci vediamo là. Poncio misto, Luke, se lo vedete non è dello stesso parere. Luke non ha il poncio, Dai Luke, ti prego. però comunque è una figata perché anche il portazaino da 30 litri mi sembra, quindi è 20, tutto insomma, coperto, grande. 25 euro. Per tanta carità, roba. no? Non 2, ma tanta roba. Camminiamo! Dai Luke, dov'è il papà? Dov'è? Dai. Il cancello d'ingresso, un paio di occhiali rossi giganti. Lo steccato, tante e diverse matite colorate. Il tetto, un gigantesco e bellissimo libro aperto. Il comignolo, un'enorme penna stilografica. Le panchine del giardino, stupendi piccoli libri aperti. Le pareti, grossi libri impilati tra loro. Ma che carina è! Tanto, infatti, cioè, nel senso, È le tutto a panchine sono un richiamare i libro libri. aperto, il camino è una penna stilografica, cioè, un genio. Pazzesca, proprio cioè un una genio cosa, è un una po' più chicca. bella, un po' più bella. Il proprietario, se non erro, da quello che ho letto, dovrebbe essere un veneziano e dovrebbe averne riprodotte in teoria, però vi lascio tutti i link dei siti dove abbiamo letto di questa casa qua, di dove trovarla, della storia e tutto quanto. Dovrebbe averne riprodotta una in Giappone, teoricamente, e è una cosa... No, è bellissima, è davvero bellissima. Sembra di essere fuori dal mondo. Nella sua semplicità è qualcosa di stupendo. Sì. Veramente bellissimo. Che posto carino, ragazzi, veramente boh. No, ma è fatta proprio bene, nel Sì, senso sì. che più la guardi, più è ricca di particolari che dici no, che figata. Dentro deve essere una cosa stupenda. Abbiamo visto delle foto su un sito teoricamente spiegato da una ragazza. Vi lasciamo tutto in descrizione perché abbiamo letto un po' di cose e visto un po' di foto, di servizi. Quella panchina a libro c'è qualcosa che... Michela è fan dei libri, le piace leggere, ne ha No, è bellissima, tantissimi la a panchina a casa. libro è fatta benissimo, bellissima. E quando abbiamo cercato un po' di informazione sul lago di Santa Croce, appunto, magari non so, un trekking o qualcosa da fare intorno, c'è venuta fuori sta roba qua. È bello scoprire per sbaglio sti posti che comunque abbiamo di fianco a casa, perché noi siamo a 100 km da casa. Ah sì, E sì, è carino appunto scoprirli, è una cosa fuori dalle masse, perché tipo come piace a noi, ce ne sono delle chicche. Se qualcuno avesse, non so, altri luoghi del genere o conoscesse degli altri posti particolari, ce lo faccio sapere nei commenti, Sì. noi, o via mail, come volete voi, via Instagram è lo stesso, noi rispondiamo sempre a tutti e siamo felici comunque di scoprire ancora posti come questo, sperando che la condivisione nostra nei vostri confronti sia un piacere. Fateci sapere con un like al video, commentate se ne avete voglia, noi rispondiamo sempre a tutti e ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao! Ciao! belli!